Dottor Cerri, oggi Fondazione OIC con i grandi player del territorio per parlare di un tema cruciale, quello della transizione digitale applicata alle sfide di una popolazione che invecchia sempre di più. Una problematica che non è una problematica, ma che chiama a delle responsabilità e operatività concrete. È importantissimo il ruolo della tecnologia oggi, perché noi sappiamo che la non autosufficienza, e Cergas Bocconi oggi ci dà i numeri di questo fenomeno, la proiezione al 2030 degli ottuagenari è una cosa che mette i brividi, le risposte da mettere in campo sono tantissimi. Il terzo settore, a cui ci rivolgiamo con il nostro giornale Vita, il giornale del volontariato del terzo settore, dà delle risposte, il privato pure, il pubblico anche, ma la tecnologia diventa una leva importantissima, impone delle responsabilità. Mi fa piacere che tutta questa riflessione avvenga nel cuore dell'opera che Angelo Ferro ha pensato, l'OIC, che è una case history internazionale su questo, perché commuove vedere come quest'uomo avesse avuto questa enorme capacità di vedere lontano. E l'informazione, la notizia su queste tematiche è un aspetto fondamentale per la sensibilizzazione su queste sfide e opportunità, una vera e propria analisi SWOT, possiamo dire. Sì, assolutamente, perché purtroppo c'è un racconto su questi temi stereotipato. Si parla di anziani, si parla di cure agli anziani solo talvolta per le cronache nere o perché emerge il costo, quindi per l'amministrazione pubblica. E invece bisogna, e Vita sta cercando di farlo in questi 30 anni insieme ad altri, bisogna fare un racconto diverso di questi problemi, capirne innanzitutto la portata. A volte c'è un po' un'idea che tutto quello che riguarda l'anziano non è notiziabile perché non è glamorous come tanti altri temi, invece il nostro futuro è capire come sia sostenibile un paese, una comunità e come si possa dare le risposte alle persone finché hanno un respiro, perché alla fine tutto sembra un tema di economia sanitaria, ma un problema di diritto della persona avere un accudimento finché si può. E quindi sono questioni centrali. La stampa ha un'enorme responsabilità da questo punto di vista di rendere edotti i cittadini, di renderli informati, di renderli consapevoli della partita in gioco. E quindi potremmo dire con un gioco di parole che l'informazione è vita. Assolutamente centrato. Grazie.